Marco Zambuto lascia la poltrona di Palazzo dei Giganti, candidato alle prossime europee per il PD come uomo forte dell'area Renzi in Sicilia. Il sindaco di Agrigento ha deciso di passare il testimone al suo vice Piero Luparello, un passaggio scontato. In caso di elezione al Parlamento di Strasburgo, Zambuto si dimetterà dalla carica. Un sodalizio politico, quello tra Zambuto e Luparello, nato nel 2007, interrotto nel febbraio 2008 quando il sindaco annunciò il suo passaggio al PDL di Berlusconi. Rapporto ripreso alla vigilia delle ultime amministrative. Zambuto in rampa di lancio, dunque in vista delle europee del 25 maggio. Per quanto mi riguarda, un impegno a svolgere nel migliore dei modi una funzione nell'interesse del territorio per rendere più vicini il territorio, la Sicilia, la nostra città con le istituzioni nelle quali si governa, nelle quali si determinano le scelte strategiche, le scelte politiche e soprattutto i finanziamenti. E sono contento del fatto che questa volontà di impegno politico, di passione emerga e sia emersa all'unanimità. Io cercherò per tutto il tempo che sarà possibile di mantenere strettissimo il rapporto con la città in modo tale da poter rendere al meglio e poter ecco, dare tutte quelle risposte possibili e immediate alla città, che è una città che merita tantissimo.